La priorità resta la lotta all'evasione fiscale per rispondere alle aspettative della gente provata dal lungo periodo di crisi economica. Nella giornata del passaggio di testimone fra il comandante che lascia e quello che prende l'incarico sale anche il comandante regionale della Guardia di Finanza per sottolineare questo aspetto. Noi siamo particolarmente attenti al fatto che l'economia regionale e provinciale sana sia tutelata contro ogni forma, di possibili aggressioni criminali. È chiaro che nei momenti di crisi, come abbiamo sottolineato più volte, anche in queste realtà la tentazione a cercare delle scorciatoie è facile. Tuttavia i numeri per fortuna sono sempre bassi rispetto ad altre realtà e questo comunque ci conforta sempre. È molto importante che tutti facciano il loro dovere e che tutti siano messi in condizione di lavorare nel rispetto delle regole e in questo modo anche noi daremo il nostro contributo alla crescita e al miglioramento delle condizioni economiche della provincia di Belluno e dell'Italia. Fra le inchieste shock della gestione Mora anche quella che ha messo a soqquadro il comune di Cortina con il sindaco tuttora in esilio, lavoro che passa di mano. Sono sicuro che è in buone mani nelle mani del collega che subentra e comunque nei collaboratori che continueranno a lavorare con la massima tranquillità e la massima serenità. È un lavoro importante in senso stretto, in modo oggettivo, ma soprattutto perché ha riguardato una realtà molto importante della nostra provincia e che è conosciuta in tutto il mondo. Pian piano subentrerò in questa attività, però veramente con grande serenità perché sono sicuro che il lavoro fatto finora è stato ottimo e con umiltà mi impegno a continuarlo sempre sullo stesso solco. Che voto dare ai bellunesi quanto al rispetto della legge? È un voto sicuramente alto, è un voto sicuramente oltre la media nazionale, perché comunque il tessuto è sano, il tessuto è rispettoso delle leggi, il cittadino bellunese rispetta per natura le leggi e le norme.